Eccoci di nuovo in diretta speciale a 3 dedicato all'ULSS 2. Abbiamo in studio con noi, saluto e ringrazio i due specialisti che ci parleranno di miastenia, della diagnosi e delle cure. Allora, grazie alla dottoressa Silvia Vittoria Guidoni, neurologa dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno e bentrovata. E il dottor Marco Domenico Bonifati, che è direttore dell'unità operativa complessa di neurologia all'ospedale Ca' Foncello. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di questa malattia. Tra l'altro ricordo ai nostri telespettatori che come sempre ci seguono affezionati da casa, vedete il numero in sovraimpressione, quindi in maniera inerente naturalmente relativa a quella che è la problematica che trattiamo oggi, o il più possibile, insomma, avendo due specialisti in neurologia presenti, potete porre le vostre questioni, le vostre domande e anche qualche dubbio se avete magari delle perplessità, degli interrogativi relativi a questo tema. Allora, la miastenia, dottoressa Guidoni, che cos'è? Quali sono le sintomatologie evidentemente, magari anche appunto per qualcuno che possa cercare di individuare qualche malessere che ha e a cui non riesce a dare un nome. Allora, la miastenia è una malattia neurologica su base autoimmune. Viene ancora definita rara perché si stimano che gli ultimi casi siano circa 300-350 su 1 milione di abitanti ed è una patologia in cui si ha una disfunzione della placca neuromuscolare o giunzione neuromuscolare. La placca neuromuscolare è il luogo in cui c'è la comunicazione tra il nervo e il muscolo e nella malattia neuromuscolare, nella malattia appunto nella miastenia, questa comunicazione viene meno. Avevamo fatto una diapositiva per eccola qua, adesso vediamo se dalla regia ce la mostrano, questa qui, eccola qua. In questo disegno vediamo in giallo il nervo che arriva a livello muscolare e quando arriva lo stimolo nervoso si ha la liberazione di un neurotrasmettitore che è l'acetilcolina che si lega poi ai recettori muscolari dando al muscolo il comando di eseguire l'azione, di contrarsi. Nella miastenia questa comunicazione tra nervo e muscolo viene meno perché il paziente presenta degli anticorpi che si legano ai recettori della placca muscolare ed impediscono al neurotrasmettitore e all'acetilcolina di fare il suo lavoro. Infatti nella diapositiva successiva vediamo come in una placca lì a destra di un paziente con miastenia gravis i recettori siano molto ridotti in numero. E che cosa succede quindi? Qual è il sintomo principale con cui i pazienti vengono in ambulatorio e di cui si allarmano? È quello della faticabilità, cioè dell'esaurimento della forza muscolare durante e dopo l'esercizio, che non è da confondere con l'astenia o la stanchezza generale. E questo fatto che viene a mancare la forza proprio durante l'esercizio fisico o in seguito fa sì che la sintomatologia stessa sia molto fluttuante, quindi magari il paziente si sveglia la mattina e sta bene, poi nell'arco del pomeriggio e anche della sera comincia a lamentare i vari disturbi, la faticabilità, appunto la mancanza di forza anche in seguito a un esercizio. I sintomi tipici generalmente sono la ptosi, l'occhio che si abbassa, il fatto di veder doppio. Questi sintomi, ripeto, peggiorano soprattutto nel corso della giornata, nel pomeriggio e nella sera. A volte ci può essere anche la difficoltà nel deglutire, nel masticare, il cambiamento del tono di voce quando si chiacchiera o parla a lungo, la voce che assume un tono diverso diventa nasale. Oppure la faticabilità nelle braccia, nelle gambe. Molto spesso le donne si lamentano che dopo un po' che si lavano i capelli o si pettinano perdono la forza delle braccia, oppure anche la faticabilità negli arti inferiori, ad esempio dopo aver fatto una corsa o salire o scendere le scale. Quindi il sintomo cardine è proprio quello della faticabilità, ovvero della mancanza di forza in concomitanza o dopo un esercizio fisico prolungato e a cui il riposo genera poi però un ristoro.
Quindi diciamo che per noi medici la diagnosi è fondamentalmente clinica, ascoltare il paziente, ascoltare i disturbi che lui riferisce, ma ci possiamo poi avvalere anche di metodica di laboratorio, cioè ricercare questi autoanticorpi che si legano alla placca neuromuscolare ed impediscono quella che è la comunicazione tra nervo e muscolo, nonché in alcuni casi anche quando magari non è molto eclatante la sintomatologia, fa ricorso anche ad altre metodiche come l'elettromiografia a stimolazione ripetitiva o a singola fibra. Benissimo, allora dottor Bonifati, questa è una malattia rara oppure si presenta magari anche con una certa frequenza? In realtà si presenta con una certa frequenza, viene ancora classificata tra le malattie rare, però tra le malattie rare forse tra le più frequenti, sicuramente tra le malattie muscolari è tra le più frequenti. Se uno guarda i vecchi testi si parlava di una prevalenza di 80-100 per milione di abitanti, quindi piuttosto rara, però in realtà gli ultimi studi ci danno una prevalenza che arriva anche a 350-400 per milione di abitanti, che vuol dire 400 pazienti nella provincia di Treviso. Noi ne seguiamo circa un 500-550. Sono tanti? Sì, sono tanti e il 20-25% tra l'altro sono fuori dalla nostra ULSS. È una malattia, come si diceva, a volte difficile da diagnosticare proprio per questa fluttuazione della sintomatologia. Quello che si è visto nel tempo è che una volta era una malattia molto rara perché si diagnosticavano solo i casi, diciamo così, più eclatanti, tipicamente nella donna giovane, che spesso ha malattie autoimmuni più frequentemente che non il maschio giovane. Però abbiamo visto un aumento di prevalenza soprattutto nell'anziano, quindi soprattutto nell'uomo e nell'uomo anziano. Quindi magari quei sintomi che una volta venivano presi come parte, diciamo così, della vecchiaia, magari un po' di diplopia, la fatica a deglutire, un po' la fatica magari a parlare, o anche le braccia e le gambe, perché sappiamo magari quando uno ha 70-80 anni comincia a avere questa stanchezza, A far fatica, veniva considerato quasi normale. Adesso che un po' i pazienti sono più attenti alla loro salute, abbiamo degli anziani che stanno bene, quando hanno questi sintomi si accorgono che c'è effettivamente qualcosa che non va. E quindi abbiamo una prevalenza che non è così trascurabile. La grossa fetta dei nostri pazienti è di questo tipo e questo è anche un problema, poi lo vedremo magari sulle terapie, perché chiaramente i farmaci che dobbiamo usare sono piuttosto, diciamo così, complessi o anche con effetti collaterali, e un conto è trattare un paziente giovane e magari un conto è trattare un paziente anziano che ha tutta una serie di comorbidità, problemi di cuore, di diabete, certo, di pressione, poi vedremo magari bene quando parliamo delle terapie. Quindi malattia rara ma non così tanto, e a volte con una difficoltà diagnostica non di un certo livello, per cui non è sempre così facile arrivare subito alla diagnosi. Quindi storicamente, allora al di là che adesso appunto trattate sempre più pazienti anche anziani, dottore, ma storicamente, tra virgolette, i soggetti più colpiti abbiamo detto donne giovani? Donne giovani e uomini anziani, queste sono un po' le due categorie di soggetti che costituiscono la malattia. E c'è un motivo secondo lei particolare? Allora, questa è una domanda che spesso i pazienti fanno effettivamente, perché come se quando ci succede qualcosa viene spontaneo chiedere ma perché mi è successo? Perché a me, esatto. In realtà questo delle malattie autoimmuni è una cosa che cerco di spiegare, faccio una cosa complicata ma cerco di farla molto semplice. In realtà tutti noi probabilmente ci portiamo dietro dei possibili autoanticorpi, cioè degli anticorpi che colpiscono il nostro organismo, perché alla fine siamo fatti più o meno delle stesse sostanze di virus e batteri, cioè gli zuccheri, le proteine sono molto simili. L'organismo fa una gran fatica a distinguere quello che è esterno da quello che è interno e mette in atto tutta una serie di meccanismi molto complicati per far sì che, diciamo, non ci autocolpiamo nel tentativo di colpire un batterio o un virus. Questi meccanismi, che sono tanti e complicati, ogni tanto non funzionano perfettamente, per cui di fronte magari a un'infezione anche banale, di fronte a uno stress che indebolisce il sistema immunitario, ecco che vengono meno questi meccanismi di compenso, e degli autoanticorpi che fino a quel momento erano stati, diciamo così, tenuti a bada, vengono fuori, per cui le malattie autoimmuni sono molto frequenti. Pensiamo alle malattie reumatologiche, ma anche in neurologia ne abbiamo moltissime, dalle encefaliti autoimmuni a alcune poliradicolonevriti. Cioè, quindi l'autoimmunità, cioè il colpire il nostro corpo, è una cosa abbastanza frequente e relativamente facile nel momento in cui abbiamo un'infezione, per cui c'è il virus che, tra virgolette, attiva il sistema immunitario, oppure siamo sotto stress
e quindi anche lì il sistema immunitario non funziona perfettamente, e poi c'è chiaramente una predisposizione genetica, per cui spesso chi ha malattie autoimmuni o ha altre malattie autoimmuni, per esempio la tiroide, o ha parenti con malattie autoimmuni, quindi c'è anche sicuramente una certa predisposizione genetica. Certamente, ok. Allora, dottoressa, abbiamo detto non è semplicissimo arrivare a una diagnosi, perché magari la si confonde con una stanchezza qualsiasi, oppure forse si devono inanellare tutta una serie di sintomi, no, per arrivare a questa diagnosi. Certo, soprattutto come ha detto anche il dottore, ci sono dei sintomi che a volte vengono considerati comuni averli ad una certa età, cioè l'essere stanco piuttosto che il non avere l'energia. Però quello che ripetiamo sempre è che la stanchezza della miastenia è una stanchezza un po' particolare, cioè insorge nel momento in cui sto facendo un esercizio, cioè c'è proprio un'esauribilità del muscolo e quando ci troviamo di fronte a casi limiti comunque abbiamo la possibilità poi di aiutarci anche con una diagnostica un po' più fine dal punto di vista laboratoristico piuttosto che neurofisiologico. Esatto, perché allora abbiamo detto una stanchezza muscolare, non stiamo parlando di un fiatone. No, non è il fiatone o l'alzarsi la mattina e sentirsi stanco, è una stanchezza che insorge dopo che ho attivato un determinato gruppo muscolare oppure ho fatto un determinato esercizio. Di solito sono colpiti soprattutto gli occhi perché i muscoli oculari estrinseci sono più delicati, tra virgolette, rispetto ad altri gruppi muscolari che abbiamo. E poi soprattutto la caratteristica della fluttuazione, cioè nel momento in cui mi riposo o ristoro riesco a recuperare diciamo quella astenia che avevo. Ecco, allora, questo affaticamento, lei diceva gli occhi e allora prima citava la palpebra calante. È la prima cosa che si nota, magari la palpebra che inizia appunto a calare, si chiude un occhio, oppure il fatto di vedere doppio. Una cosa particolare anche che magari ci riferiscono pazienti che fanno lavori di comunicazione e dopo aver parlato tanto anche la voce tende a modificare, a diventare più nasale, a diventare più aspirata. Però appunto sono tutti sintomi fluttuanti che con un riposo poi possono regredire, questo fa un po' la differenza. Un test che applichiamo frequentemente in ambulatorio nel momento della diagnosi è ad esempio il test del ghiaccio, perché il ghiaccio riduce la fatica muscolare, il paziente viene con la sua palpebra calata e noi con un pacchetto di ghiaccio poniamo il ghiaccio sopra la palpebra, dopo un po' l'occhio si riapre. Anche questo è un test molto banale che però ci consente di far diagnosi. Perché questa palpebra cala da sola, senza una volontarietà. Sola, non c'è una volontarietà assolutamente. Quindi è chiaro che mette anche in allarme. Penso che ci siano anche pazienti che si preoccupano molto, sì. Di tante patologie, insomma, no? Se le penseranno tutte, immaginiamo, di fronte a questo. E per quanto riguarda quella proprio muscolare, nel senso le braccia, le gambe, c'è anche una dolorabilità del muscolo, per capirsi, o proprio semplicemente si rinuncia a compiere l'azione? No, c'è sempre il discorso che viene a mancare la forza, per cui soprattutto nel compiere degli atti ripetitivi, che può essere l'asciugarsi i capelli piuttosto che pettinarli, viene proprio a mancare una forza soprattutto della parte prossimale degli arti, sia superiori che inferiori. Però a dispetto di questi sintomi molto importanti c'è da dire e rassicurare che la miastenia è comunque una malattia neurologica che oggi ha delle opzioni terapeutiche valide, per cui il paziente ritorna a fare la vita di tutti i giorni. Il decorso della malattia è molto variabile, ci può essere una remissione spontanea e completa, a volte ci possono essere delle ricadute, raramente si arriva alla temuta crisi miastenica, perché appunto oggi abbiamo molte possibilità terapeutiche da offrire.
E cosa significa questa crisi, per capirsi? La crisi è quando si ha uno scompenso acuto della malattia, per cui si può arrivare ad un'ospedalizzazione, a volte si può necessitare anche di una ventilazione assistita, però ripeto, non vorrei mettere in allarme nessuno, è una complicanza che ad oggi si manifesta in una bassissima percentuale di casi e comunque si ha la possibilità anche in quel caso tramite plasmaferesi piuttosto che immunoglobuline, terapie ospedaliere, di uscirne vivi, insomma. Certo, certo. Infatti Prego. se vediamo la diapositiva che avevamo preparato, anche per far vedere un pochino i Questa qui sono i progressi, sintomi, sì. i progressi della medicina, questa è una cosa sicuramente positiva, ma questa malattia qui agli inizi del secolo, infatti il nome era completo, sarebbe miastenia gravis, perché agli inizi del secolo questa malattia era veramente grave, non c'erano cure e quando prendeva la muscolatura magari della deglutizione, della masticazione e poi del respiro, se vediamo la diapositiva c'erano pazienti che finivano Vediamo, nel famoso, ecco regia, se riuscite a inquadrare quella che è sullo schermo in questo momento, eccola qua. finivano nel famoso polmone d'acciaio e la mortalità era altissima. Ecco, queste sono cose che oggi non vediamo più. Abbiamo talmente tante terapie, sia per, diciamo così, quando ci sono dei peggioramenti rapidi, come diceva la dottoressa, plasmaferesi, immunoglobuline, ma sia riusciamo a tenere a bada la malattia, per cui attualmente la mortalità è quella della popolazione normale e nella maggior parte dei pazienti fanno una vita assolutamente completa facendo tutte le attività. Poi chiaramente c'è sempre chi presenta dei sintomi nonostante la terapia, però neanche a confronto con quella che era la malattia una volta, tanto che tra di noi si pensa che quel termine gravis sarebbe quasi da togliere, perché chiaramente dà un'immagine della malattia che non è più quella dei primi anni del Novecento. Esatto, certo che a quei tempi era al di là della mortalità, ma anche nel condurre la propria vita fortemente invalidante. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno? Sì, pronto, buongiorno, Paola da Padova. Intanto grazie mille sia per le informazioni e per l'opportunità di fare la domanda. Prego, signora. Allora, cerco di essere brevissima. Hashimoto, positività aliana, però ho questi sintomi, a parte la padula, che a volte sono un po' pesanti più che chiudersi, questi sintomi della questa affettibilità non ancora diagnosticata, dato un nome, e volevo chiedere, ho fatto anche un elettromiogramma, però classico, normale, e risulta non solo negativo, ma anzi hanno detto nervi da ventenne, che 20 anni non li ho. Volevo chiedere, dottore e dottoressa, avete parlato di elettromiogramma con una specifica o l'elettromiogramma per diagnosticare eventuale questa malattia è un elettromiogramma speciale o il classico elettromiogramma? Una domanda molto precisa, quella della signora. No, intanto devo dire complimenti alla signora, ma questo, diciamo così, è un po' la medicina moderna, cioè noi vediamo sempre pazienti molto più informati e questo va bene, assolutamente. Se i pazienti si informano dalle fonti corrette e poi magari chiedono al medico ulteriori specificazioni, questo è assolutamente positivo e quindi la signora ha fatto una domanda molto precisa. In realtà ci vuole un elettromiogramma particolare che è una stimolazione, si dice, ripetitiva, cioè praticamente il nervo viene stimolato più e più volte proprio per vedere che man mano che lo si stimola perde forza. Quindi un elettromiogramma normale, se uno ha il dubbio, non basta, serve questo elettromiogramma particolare. Naturalmente va fatto se c'è una stanchezza, come diciamo noi, congrua con la malattia. Quindi, come diciamo, non è la stanchezza, è qui a volte la difficoltà, non è la stanchezza generale magari di chi si alza già stanco, indolenzito, perché in realtà ha riposato durante la notte, è proprio una stanchezza dei muscoli che uso, cioè uso le braccia e dopo un po' le sento pesanti, uso le gambe e dopo un po' non funzionano, appunto parlo a lungo e dopo un po' la voce passa. È una stanchezza, diciamo così, che riguarda i muscoli che io sto usando in modo ripetitivo e ripetuto. A volte non è così semplice distinguere quella stanchezza che tutti magari a volte abbiamo, anche per magari mancanza di esercizio, di allenamento, da una fatica miastenica. Questo rende la malattia a volte un pochino complicata, però per rispondere alla signora ci vuole un elettromiogramma, se il neurologo ha un dubbio ci vuole un elettromiogramma particolare.
Ecco, perché appunto, dottore, lei diceva, ma insomma, di stanchezza sfido chiunque a non soffrire con la vita che facciamo tutti, no? Certo. E lo svegliarsi già stanchi, certo. vabbè, penso che verrà il dubbio a tutti, insomma, voglio dire, di aver qualcosa oggi, però va bene. Allora, andiamo alle cure, perché appunto abbiamo parlato della difficoltà di arrivare a questa diagnosi, perché appunto assomiglia a molte altre questioni, perché io immagino che se c'è una stanchezza muscolare si pensi alla carenza di qualcosa, eccetera, ma insomma lei diceva ci sono dei campanelli d'allarme abbastanza evidenti, insomma se si chiude un occhio è chiaro che insomma a qualcosa in più bisogna pensare, e poi a tutto quello che abbiamo detto. Allora, dottore, la cura, qualcosa lei ha accennato sul fatto soprattutto che c'è in questo momento, ci sono in questo momento delle terapie che consentono di controllare e di mantenere un livello di qualità della vita comunque normale, ma come si deve procedere? Magari ci sono degli step progressivi. Certo. Diciamo ci sono molte cure, come 2 per le fasi più brutte della malattia, le abbiamo citate prima, cioè la plasmaferesi che porta via proprio gli anticorpi dal sangue e le immunoglobuline. Poi dobbiamo, tra virgolette, diciamo, silenziare questi anticorpi, dobbiamo abbassare questi anticorpi che sono nel sangue. E abbiamo anche un farmaco che in realtà, pur non agendo a livello degli anticorpi, migliora quella trasmissione che abbiamo visto prima tra nervo e muscolo. I pazienti lo conoscono bene, è il bromuro di piridostimmina, ed è interessante la scoperta, questa immagine perché qua. questa è stata, diciamo, la terapia che, pur non andando a colpire gli anticorpi, ha cambiato parecchio la malattia, e è stata trovata ancora negli anni 30 del Novecento da questa giovane dottoressa Mary Walker a Londra, che aveva notato che i sintomi della miastenia erano molto simili all'intossicazione da curaro, quindi che gli indigeni dell'Amazzonia usano per paralizzare proprio le loro prede. E notando questa similitudine ha usato la fisostigmina, che è un estratto di una pianta che era dimostrato essere un antidoto in parte per il curaro, in una paziente miastenica, ottenendo un effetto sostanzialmente miracoloso. Molto avventurosa come scoperta, sì, devo dire. Anche se transitorio, è stato, infatti la dottoressa lavorava al St. Hospital e si parla del miracolo del St. Hospital. Questa poi dottoressa, come spesso accade, è andata un po' nel dimenticatoio, ma in realtà ha cambiato la vita a questi pazienti. Poi negli anni 70 in realtà si è capito che si sono cominciate a accumulare le conoscenze sul sistema immunitario, si è capito che chi causava la malattia non era tanto una sostanza curaro simile, ma erano questi anticorpi, e quindi la terapia vera, diciamo, il controllo di questi anticorpi è legata a un'immunosoppressione, cioè dobbiamo abbassare questo sistema immunitario che è troppo attivo. E lo si fa in primis col cortisone, di cui tutti hanno una gran paura, e giustamente ha i suoi effetti collaterali, però anche qui usato bene, cercando sempre di raggiungere il minimo dosaggio efficace, controllando gli effetti collaterali, è ancora un ottimo farmaco che fa sì che il 70% dei pazienti raggiunga una remissione farmacologica. Se questo non basta, o se gli effetti collaterali sono eccessivi, abbiamo tutta una serie di farmaci immunosoppressori, quindi che abbassano comunque il sistema immunitario con altre, diciamo, vie, per poter sostituire o abbassare il cortisone. Quindi abbiamo un ventaglio di possibilità notevole. Chiaramente tutti questi farmaci hanno effetti collaterali. L'altra possibilità, soprattutto nella donna giovane e nei pazienti che hanno timoma, perché c'è da dire che anche qui le scoperte si sono succedute in modo importante negli ultimi 10 anni. Adesso noi parliamo di miastenia come di un'unica malattia, ma in realtà ce ne sono di diversi tipi, e ci sono un 15% dei pazienti, soprattutto uomini anziani, che hanno per esempio un tumore del timo. O le donne giovani hanno invece un'iperplasia, cioè un timo grosso, infiammato. In tutti questi 2 casi, cioè la donna giovane con il timo, diciamo, infiammato con iperplasia timica, o nell'uomo anziano che ha un timoma, quindi un tumore, quindi va tolto comunque, si fa la timectomia. Cioè si va a togliere questo timo, che è questa ghiandola che sta subito dietro lo sterno, quindi abbastanza superficiale, e che è coinvolta una volta era creduta la sede dell'anima insieme alla pineale, ma in realtà è una ghiandola che diciamo, ha un importante ruolo a livello di sistema immunitario,
E è dimostrato che soprattutto nella donna giovane, quando si toglie questo timo infiammato e lo si toglie nei primi anni di malattia, la probabilità di remissione è molto alta. E al di là dell'anima o no, si vive anche senza, mi pare di capire, di questa ghiandola. Ha un ruolo molto importante nei primi anni di vita fino all'adolescenza. Poi in realtà il timo va incontro a una progressiva atrofia, cioè si perde il timo nel tempo. In chi rimane infiammato evidentemente si può togliere, anzi è bene toglierlo. Anche qui, per far vedere un pochino i progressi della medicina, una volta i primi casi ovviamente avevano un'alta mortalità e si doveva aprire tutto lo sterno per poter togliere il timo, quindi era un intervento piuttosto grosso. Adesso lo si fa in via toracoscopica, cioè a meno che non sia un timoma, quindi un tumore piuttosto grande, ma lo si fa in via toracoscopica, quindi con 2 piccoli accessi sul torace, quindi pochi centimetri, 1 o 2 centimetri, rimane veramente una piccola cicatrice. E un ulteriore sviluppo che possiamo vedere nella diapositiva è quello del robot, cioè attraverso questi accessi vengono inseriti tutti gli strumenti che servono e questi strumenti vengono manovrati dal chirurgo per il tramite di un robot, per cui la manualità diventa veramente molto fine. Ora, noi diamo un po' tutto per scontato, ma fino a 10 anni fa queste cose qui non esistevano. E parliamo insomma, di 10 anni, sono 10, pochissimi, no? Il robot in realtà sì, è già... perché io forse sono più vecchio di quello che penso. In realtà il robot probabilmente risale agli anni 90-2000, per cui stiamo parlando di 20 anni. È una rivoluzione, però, come al solito all'inizio lo usavano in pochi, adesso è abbastanza comune usare il robot o comunque fare l'intervento in toracoscopia. Una volta, per esempio, i timomi, cioè i tumori, non si toglievano in toracoscopia perché si aveva sempre paura di lasciare qualcosa. Le tecniche sono diventate talmente avanzate che se il tumore è piccolo e ben circoscritto si può togliere anche per via toracoscopica. Ed è una bella e questo vuol dire svolta che il paziente va a casa in quarta, quinta giornata. Beh sì, insomma. Allora, abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Vediamo se mi sente. Pronto? Non sentiamo nulla. Regia? Rifacciamo il numero, recuperiamo, ritentiamo, vediamo se ci richiama questo telespettatore o se abbiamo il numero. Per cui, dottore, allora abbiamo detto tutta una serie di cure, eccetera. Dottoressa, in parte qualcosa ha accennato sicuramente anche il dottor Bonifati su quelle che possono essere le nuove terapie che si stanno anche studiando, magari approfondendo in questo momento. Sì, come abbiamo detto, abbiamo delle terapie valide che ormai sono decenni che vengono utilizzate, ovviamente con le dovute cautele, perché a volte ci troviamo di fronte anche a pazienti di una certa età e quindi i farmaci immunosoppressori possono avere degli effetti collaterali anche se diciamo in generale sono altamente tollerabili. Ultimamente si stanno affacciando dei farmaci nuovi molto interessanti che sono gli anticorpi monoclonali, sono degli anticorpi sintetici che vanno a neutralizzare parti specifiche della risposta autoanticorpale immune in maniera tale anche da ridurre quelli che sono gli effetti collaterali che invece vecchi farmaci magari più generalisti potevano avere. Questi anticorpi monoclonali sono anticorpi che sono stati già utilizzati per altre patologie sia in ambito neurologico che ematologico, quindi per la miastenia sono nuovi, ma in realtà sono anche farmaci già testati e presenti da tempo. Ecco, per cui avete la possibilità di ricorrere a un ampio spettro di prodotti. Soprattutto nelle forme refrattarie, nelle miastenie che magari non hanno avuto una buona risposta con il cortisone associato a quelli che sono gli immunosoppressori classici, non so, l'azatoprina piuttosto che il micofenolato. In questi pazienti abbiamo la possibilità oggi di proporre questi nuovi farmaci che hanno dei nomi un po' strani, rituximab, eculizumab, ma che a dispetto di nomi così sono comunque dei farmaci rassicuranti che stanno dando dei buoni risultati. Sentiamo la telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Io avrei una domanda da fare. Prego, signora. Posso procedere? Certo. Dunque, io cito, ma così perché mi viene facile,
un collegamento. Dopo la terza somministrazione di vaccino ho iniziato ad avere una stanchezza che non ho mai avuto. Io da 30 anni, forse più, pratico, vado in palestra, faccio un tipo di attività piuttosto importante, aggressiva, nel senso non è Pilates, che è molto più dolce, ma dopo la terza somministrazione del vaccino per il Covid ho iniziato ad avere una stanchezza che prima non ho mai avvertito. Mi sono rivolta dal mio medico, ad un internista, che non hanno saputo dare risposta. Volevo capire se merita approfondire. La mia è proprio una stanchezza come l'avete descritta, ovvero dopo magari una camminata, un passo abbastanza sostenuto, ho molto spesso difficoltà a deglutire, ho anche un abbassamento delle palpebre che alcune persone, quando mi incontrano magari dopo lunghi periodi che non vedevo, mi dicono: hai degli occhi stanchi. Quindi così, era solo per capire a chi mi devo rivolgere eventualmente per dare un nome e cognome a questa cosa che io non ho mai avvertito, se non in quest'ultimo periodo e in maniera anche abbastanza importante. Ecco signora, magari qualche domanda gliela facciamo anche noi, non so quanti anni ha, che potrebbe essere io interessante. Ho 70 anni. 70 ha detto? Sì. No, scusi, 69 per la precisione, appena compiuta. Non gliene aggiungiamo, 69 anni, ok. E giusto per capire anche in quale struttura si può rivolgere, da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Treviso, okay. E mi sono rivolta, ho sempre fatto riferimento all'ospedale di Treviso per approfondimenti, Certamente. Sì, per riuscire a dare un nome. Preciso che nel passato ho avuto un ipertiroidismo che ho curato inizialmente con uno specialista con il cortisone, dopodiché, siccome non c'era risposta, sono passata al tapazole, partendo con dosaggi molto elevati e per concludere poi per togliere il farmaco. Dopo sempre la terza somministrazione di vaccino ho avuto anche dopo la seconda veramente, un ipotiroidismo e anche un nodo che a livello tiroideo che poi è scomparso. Ci ha fatto un quadro dettagliato. Sì, la sintomatologia è questa. Sì. Come, scusi? No, adesso proviamo a risponderle, signora. Rispondere. No, anche qui la signora è stata molto precisa. Se la sintomatologia è questa, è chiaro che magari tramite il medico di base una visita neurologica ci può stare. Come abbiamo visto, poi ci sono degli accertamenti specifici per capire se effettivamente questa stanchezza può essere una miastenia oppure no, perché appunto è un sintomo molto generico. E diceva che c'è anche una certa predisposizione autoimmune perché ha avuto problemi di tiroide. Anche qui attenzione che la tiroide, sia quando diciamo così, c'è un ipertiroidismo, sia quando c'è un ipotiroidismo, entrambe le condizioni possono dar stanchezza, molto simile a quella della miastenia, per cui di solito per esempio la tiroide è una delle cose che controlliamo sempre, perché soprattutto l'ipotiroidismo può dare una stanchezza molto simile a quella della miastenia. Chiaramente anche qui ha detto un'altra cosa interessante che forse non avevamo toccato, ma perché è un argomento di quelli da toccare un pochino con le pinze. I vaccini chiaramente attivano il sistema immunitario, per cui è noto che ci possono essere recrudescenze di malattie autoimmuni o insorgenza di malattie autoimmuni. Però per esempio abbiamo fatto anche uno studio per esempio al Cafoncello dove dimostriamo che per esempio prendersi il virus selvaggio, cioè per dire il Covid piuttosto che l'influenza, aumenta molto di più le riesacerbazioni di miastenia o i nuovi casi che non il vaccino. In medicina è sempre una questione di rischio-beneficio, non è mai 100% sicuro o 100% dannoso. Quindi questa è una cosa da tenere assolutamente a mente e che ci aiuta a riconoscere un pochino le fake news. Quando c'è una cosa che fa 100% bene e 0 male o viceversa, vuol dire che c'è da sospettare. Ecco. Certo, però in questo caso lei dice appunto di fronte alla possibilità di prendersi anche un Covid in maniera severa, è chiaro che il rischio minore, tra virgolette, se proprio uno la vuol vedere così, certo, è quella di vaccinarsi, perché se si prende una polmonite da Covid o anche è dimostrato per esempio anche con l'influenza, stessa cosa, avevano fatto degli studi in passato sul vaccino antinfluenzale, è dimostrato che le
esacerbazioni o le crisi miasteniche sono molto più frequenti se ci si prende l'influenza, diciamo così, normale, Senza che non nei nessuno pazienti schermo, senza ecco. nessuno schermo, che non nei pazienti che hanno fatto la vaccinazione. Per cui Soprattutto per chi, come diceva la signora, aveva già una storia assolutamente. di questo genere. Ecco, grazie per questa risposta, dottore. Quindi appunto abbiamo detto, lei è partito dal cortisone prima, no? Su cui appunto magari si ha sempre un pochino di timore, però lei dice ancora una Sì, cura valida. è ancora una cura assolutamente valida, anche se, come diceva la dottoressa, veramente si stanno affacciando dei farmaci estremamente precisi. Forse molti li hanno sentiti nominare perché li stanno usando in diverse malattie reumatologiche e ematologiche, che sono gli anticorpi monoclonali, cioè riusciamo a creare degli anticorpi che hanno un bersaglio ben preciso, quindi non vanno a colpire un po' tutto il sistema immunitario, ma vanno a colpire solamente alcune molecole. E questi forse, anzi quasi sicuramente nel prossimo futuro, come è stato per esempio per la sclerosi multipla, cambieranno completamente la gestione. Attualmente il cortisone rimane ancora un ottimo farmaco perché è veloce, e appunto gli effetti collaterali alla fin fine dipendono un pochino dal dosaggio che si riesce a raggiungere, perché se è un dosaggio molto basso, dato per esempio un giorno sì, un giorno no, gli effetti collaterali sono assolutamente gestibili e sono relativamente pochi. Ecco. Poi è chiaro che se invece dobbiamo usare dosaggi molto alti, ecco che abbiamo altri farmaci. Come sempre... Sì, prego, prego. Ah, c'è una telefonata. Sì, prego. infatti mi scusi perché non vorrei che poi cadesse la linea Certo. e perdessimo l'occasione. Pronto, buongiorno. Vediamo, ecco appunto. Pronto? Signora, mi scusi, io sono ancora in linea. Ah, ecco, è sempre la signora di prima. Sì, devo mettere giù? Sì, grazie infinite signora, Okay. grazie mille. Grazie della risposta. Grazie a lei di aver buongiorno. telefonato, siamo qui. Grazie, buongiorno. A lei, siamo qui per voi appunto. Dottoressa, diceva, faceva una domanda alla signora di prima anche interessante, no? Quale percorso devo seguire? Perché poi c'è anche questo tema. Allora, di fronte a questo sospetto, il medico di base, ma poi... Sicuramente appunto rivolgersi al proprio medico curante che saprà inquadrare il problema, prescrivere una visita neurologica, quindi rivolgersi alla ASL di riferimento. Il neurologo già con l'obiettività, con l'esame neurologico riesce a capire se è una stanchezza legata alla famosa faticabilità della miastenia o se è una stanchezza legata ad un'astenia generale o altri fattori. Durante l'esame neurologico facciamo fare degli esercizi specifici, sembra di fare ginnastica, ma in realtà sono proprio degli esercizi mirati per comprendere se esiste o meno la faticabilità, come il guardare il soffitto per almeno 30 secondi e capire se l'immagine si sdoppia, oppure tenere le braccia in posizione Mingazzini 1, cioè sollevate per almeno 2 minuti, facciamo fare anche 15 piegamenti, quindi da una semplice visita neurologica accurata è possibile comprendere se effettivamente il paziente presenta la faticabilità o meno e poi da lì muoversi di conseguenza, chiedere delle indagini, di solito gli anticorpi antirecettori dell'acetilcolina, ricordandoci però che c'è una piccola percentuale di pazienti che possono essere sieronegativi e quindi non presentare questi anticorpi, però la negatività non esclude la possibilità della diagnosi e quindi diciamo che la competenza del neurologo in questa patologia è molto importante e fondamentale. Per cui insomma questo genere di esame, anche solo facendo svolgere degli esercizi anche piuttosto semplici, può già dare può un dare già quadro, delle risposte. prima di arrivare in laboratorio evidentemente Esatto. con altri accertamenti. C'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Verona, sono Sì. Paolo. Salve Paolo, prego. Ho 67 anni, allora, quesito mio, 2 anni e mezzo fa mi è stata diagnosticata appunto l'emiastenia con abbassamento della palpebra, dolori muscoli che facevano male, e trovata diciamo la cura con detracortene e Pestinon, che vado avanti così. Ultimamente però in questi 20 giorni qua, oltre all'affaticamento sono subentrati i dolori muscolari. È una cosa normale? Grazie Paolo.
Dottoressa. Sì, a volte i dolori muscolari possono essere legati anche a una carenza di potassio, per cui magari è bene, in chi fa cortisone, è sufficiente anche mangiare un frutto al giorno, proprio perché il cortisone tende un pochino a abbassare i livelli del potassio, quindi il paziente può avere questi disturbi, soprattutto notturni. E a volte anche il Mestinon può come effetto collaterale dare, diciamo, la sensazione di avere crampi e muscoli, però suggerisco al signore magari di mangiare più frutta e chiedere al medico di base se eventualmente nelle prossime analisi può fare il dosaggio del potassio e vedere se c'è una carenza in quel senso. Non necessariamente ricorrere immediatamente a integratori, dottoressa? No, è sufficiente anche se il dosaggio del cortisone non è altissimo, mangiare un frutto al giorno. Di solito classica banana. la classica banana piuttosto che il kiwi, di solito consigliamo questo nel nostro ambulatorio. Certo, che fa anche bene alla salute oltre a tutto il resto, insomma. Ecco. Allora, voi collaborate anche con un'associazione, dottore, no? E portate avanti con questa associazione Miastenia un progetto di educazione terapeutica e ci sarà anche un corso a breve, proprio che inizierà sabato, a Verona. Ecco, cosa vuol dire educazione terapeutica in questo ambito? Perché è interessante. Sì, noi collaboriamo con l'associazione, allora in Italia ci sono diverse associazioni di pazienti miastenici, noi storicamente collaboriamo con l'associazione Miastenia di Padova, appunto fondata dal professor Angelini quasi più di 20 anni fa e da ormai diversi anni, almeno da una decina, portiamo avanti questi corsi appunto di educazione terapeutica perché direi che la moderna medicina è cambiata appunto e non c'è più quel rapporto paternalistico tra medico e paziente, ma in realtà il paziente deve essere perfettamente coinvolto nella gestione della propria malattia. È dimostrato che se il paziente è informato, ben informato, è una differenza notevole, è in grado di gestire al meglio la sua patologia, è in grado di gestire al meglio i farmaci, quindi siamo sicuri che li prende correttamente, li prende all'orario giusto, ne riconosce anche gli effetti collaterali, quindi sa riferirli correttamente e la conoscenza della malattia permette al paziente stesso a volte di distinguere quando una stanchezza è miastenica e quando non lo è. Per cui informare i pazienti su tutti gli aspetti della malattia è estremamente importante. Poi c'è anche l'aspetto non trascurabile dell'aspetto psicologico, cioè io gestisco meglio ciò che conosco, se no se è qualcosa che non conosco, di cui non sono informato e mi fa paura, è un mostro che non ha, di cui non so nulla. Invece abbiamo visto che informando attentamente i pazienti riescono a gestire assolutamente meglio la malattia e anche le ansie, la paura, a volte la depressione che subentra all'incontro con una malattia come questa viene molto meno. Per cui da 10 anni appunto facciamo questo corso nel Veneto, ma anche sono stati in Trentino piuttosto che in Friuli, in cui in una giornata, in una mattina sostanzialmente spieghiamo appunto come abbiamo fatto più o meno adesso, ma in modo più completo, che cos'è la malattia, quali sono i farmaci, gli effetti collaterali e anche come gestirli. Vedo che c'è un'altra... Ma questo cioè, parlando direttamente con i pazienti, chi è invitato a questo corso? Sono i pazienti che sono invitati e diciamo il corso è fatto per un certo numero di pazienti e lascia tempo per esempio per fare delle domande, per chiedere, cioè non è un corso in cui il paziente ascolta solamente, è un corso fatto apposta per spiegare le cose in modo semplice con un linguaggio normale, quindi non il medicalese diciamo che a volte noi tendiamo a parlare, ma con un linguaggio molto semplice per fornire tutti quegli elementi che sono necessari per gestire la propria malattia. E per esempio all'inizio si parla anche proprio per esempio del rapporto rischio-beneficio, no? Che secondo me è fondamentale per poter capire, non aver troppa paura dei farmaci, sapere come gestirli, a volte si sovrastimano i rischi e a volte si sottostimano i benefici o viceversa, a seconda più spesso dell'emotività che non sulla base delle conoscenze scientifiche su questo o quell'argomento. Per cui il corso ha questo obiettivo e devo dire che è stato sempre molto apprezzato dai pazienti e dall'associazione. Allora, sentiamo chi c'è al telefono. Buongiorno. Pronto? Non dice niente di buono questo rumore. Pronto?
Non sentiamo nessuno, no. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Se facciamo vedere la diapositiva, Esatto, il sito se riusciamo a far vedere questa dell'associazione, schermata, esatto, perché... dove ci sono anche delle cose interessanti. Si possono scaricare sia una guida pratica della miastenia, che nasce proprio da questi corsi, quindi un piccolo libricino in PDF molto colorato, molto carino, dove appunto si spiega che cos'è la malattia, i vari farmaci, e poi una guida sui farmaci controindicati, perché qua non ne abbiamo parlato, ma in realtà i pazienti con miastenia devono stare attenti ad assumere alcuni farmaci, banalmente il magnesio, per esempio, che è un miorilassante. E quindi chiaramente in una malattia che già di suo è caratterizzata da debolezza, da rilassamento muscolare, il magnesio in grandi quantità andrebbe evitato, ma non è l'unico, ci sono tutta una serie di farmaci da usare con cautela o da non usare per niente. E spesso il paziente che arriva in pronto soccorso si trova, ma io posso prendere questo, potete darmi questo? Da questo sito possono scaricare un prontuarietto in cui ci sono i farmaci che si possono usare in modo sicuro, i farmaci che non vanno usati per niente o quelli che vanno usati invece con cautela, magari chiedendo al neurologo o al medico. Quindi ci sono diverse informazioni molto utili. Allora, www.asmiastenia.it, se non riuscivate a leggerlo dalla diapositiva, appunto con tanto materiale, che vediamo ci sono parecchi link. E per quanto riguarda il corso, dottore, si accede previa prenotazione, sempre attraverso il sito? Si può accedere sia attraverso il sito, sia attraverso l'agenzia che lo organizza, ma sul sito si trova tutto e si può andare sia di persona che online. Questo è un altro grande vantaggio che ci ha insegnato il Covid. Sì, esatto, che qualcosa di buono ha lasciato. Sì, qualcosina di buono ha lasciato, e questa possibilità di seguire questi corsi online danno la possibilità in realtà a pazienti che magari non possono muoversi o che arrivano da lontano di seguire questi corsi. Noi appunto li abbiamo fatti itineranti anche per coinvolgere un po' tutte le neurologie del Triveneto, ma la possibilità di vederlo online permette anche a un paziente della Calabria, della Sardegna di seguire il corso. Annulla le distanze e anche i posti disponibili perché possono partecipare tutti. Pronto, buongiorno. Sì, è a me il buongiorno? Sì, la sentiamo. Grazie. Più buongiorno a lei, perché non è a Verona probabilmente la sua voce. Non è? Sì, non ha il telefono, non è seduta a tavolino a Verona, forse a Padova, forse non so dove. A Treviso. Allora, con chi parliamo? Più lontano, Da dove ci contatta? Io vi contatto da un paesino a 15 km da Verona che si chiama Imola, Livorno, Ancona, Siena, Imola, il Lasi. Benissimo, bellissime zone quelle lì. Allora, ci dica. No, si tratta di questo. Io ho un amico che diciamo che è il capo di neurologia di Borgo Roma, che è un ospedale molto grande, grandissimo, diciamo, no? E mi diceva, noi conosciamo solo il 15% del cervello, quindi siccome la muscolatura, i muscoli, i nervi partono tutti dal cervello, va bene? Però io non soffro di questo discorso qua, il mio cervello diciamo, è stato documentato. Praticamente io ho 85 carnevale, per non dire anni, perché il carnevale vuol dire che creo umorismo dal 1 gennaio fino al 31 dicembre e cerco di rinfocolare l'umorismo quando manca. Quindi lei ha 85 anni, giusto? Sì, esatto, sì. Complimenti. E le hanno diagnosticato questa malattia allora? Ma questa malattia qua sì, mi è stata suggerita che forse ci sarà anche delle... algia vuol dire dolore, mios in greco vuol dire muscolo, bene. Ecco, ma lei cosa si sente? Ci spieghi? Quali sintomi ha? Sì, li spiego subito. Io prima vuol dire l'anno scorso nel fare le scale, perché il mio capannone c'è 54 scaline, nel fare le scale le facevo non correndo, ma perché 85 anni, sono 85 anni, non correndo, però non mi fermavo. Adesso sono costretto a fermarmi su uno dei pianerottoli, diciamo, a metà del cammino, non di nostra vita, come diceva D'Andrea ieri, a metà del cammino di queste scale qua, di 25 scale, la metà delle scale, diciamo, no? Nel mezzo del cammino del mio percorso. Beh, ma d'altronde, insomma, dopo 25 scalini ci può anche stare di fermarsi sul pianerottolo a 85 anni, cosa dice lei? Sì, d'accordo, però io facevo culturismo già da 15 anni fino a 80 anni. Ho la palestra della tecnologia, ma l'ho comprata per mia moglie che è veronese. Ma senta, gliel'ho messo davanti alla televisione così almeno che sa che si distrae, saltella un po'
è un tapirulà molto particolare, però molto per cui particolare. uno a cui piace fare esercizio, abbiamo capito. Ma senta, al di là di questa stanchezza nel fare gli scalini, poi ha riconosciuto qualche altro sintomo di quelli di cui abbiamo parlato? Beh, sintomi, la forza, diciamo che la forza del respiro, come si può chiamarlo in termini medicali, diciamo, la forza del respiro, quindi la quantità del respiro, sì. Non mi è stata misurata, ma ho un'ottima quantità di respiro, diciamo, no? Quindi, nel senso che le manca il fiato ogni tanto? Sì, secondo me va bene, siccome il muscolo è gestito dal magnesio e dal potassio, va bene, che c'è come una specie di bilanciamento. Secondo me è dovuto, perché siccome io non ho fatto il medico perché c'era l'obbligo della frequenza e io a Caltanissetta per fare giurisprudenza era facile perché quando volevo andavo a fare un esame. Certo. Mentre per medicina io c'era l'obbligo della frequenza, dovevo fare 170 km ogni giorno. Sì, no, un po' troppo, siamo d'accordo con lei. Senta, ma allora mi faccia capire, questi due sintomi, va bene, c'è qualcos'altro di specifico, di particolare? Chi è che le ha suggerito che potrebbe essere questa malattia? Il mio medico di famiglia. Il mio medico di famiglia mi ha detto che probabilmente c'è qualcosa di tipo ormonale, forse, ma non mi ha fatto nessuna ricetta perché bisogna prima diagnosticare, diciamo, prima di intervenire. Allora, sentiamo i nostri specialisti qui, vediamo di capire se a 85 anni, magari però per una persona sempre in forma, può arrivare un momento in cui si sente stanchezza, non lo so. Questa telefonata coglie un punto importante che a volte ce lo dimentichiamo, che abbiamo a che fare sempre più spesso con pazienti 80-85 anni che stavano molto bene o comunque sono in ottima forma. E quindi distinguere quando c'è una patologia o quando invece la sintomatologia fa parte del normale invecchiamento non è così semplice. L'anamnesi chiaramente è fondamentale, cioè ascoltare il paziente a lungo, fare domande, quindi è sempre, diciamo così, il punto centrale delle cose. E poi degli accertamenti magari molto specifici in base all'anamnesi. Però la telefonata ci illustra veramente bene quello che noi viviamo tutti i giorni in ambulatorio. Pazienti molto anziani, in ottima forma, che vengono con sintomatologie a volte neurologiche le più varie, e distinguere quello che è il normale invecchiamento da quella che è una malattia a volte non è così semplice o facile. Oltre al fatto che poi anche una volta hai fatto la diagnosi, la terapia in pazienti appunto di una certa età con patologie non è così semplice, perché un conto, come diciamo prima, è dare magari del cortisone a una ragazza giovane che non ha osteoporosi, che non ha problemi cardiaci, e invece magari darlo nello stesso dosaggio a un signore di una certa età, magari con un problema cardiaco, con un asma. Pluripatologico, eccetera. Sì. Diciamo, la nuova medicina ci pone di fronte anche a questo tipo, anzi sempre più spesso a questo tipo di pazienti che dobbiamo affrontare assolutamente. Ecco, ma dottoressa, perché il signore diceva un'altra cosa, no? Adesso dovremmo approfondirlo, ma quasi improvvisamente si è trovato ad avere a che fare, no, con situazioni che prima non era abituato ad affrontare. Evidentemente c'è il passare del tempo e siamo d'accordo, ma può essere anche una malattia che si palesa in qualche maniera improvvisa. Sì, di solito diciamo, la manifestazione della miastenia è sempre un po' più subdola, non è così improvvisa dall'oggi al domani. Oltre a questa stanchezza nei gradini e quant'altro, nel fare i gradini, soprattutto nell'anziano, a volte si manifesta con altri sintomi, soprattutto la parte oculare, anche la faticabilità nel tenere il collo sollevato. Insomma, sarei un po' cauta adesso a fare una diagnosi in base ai sintomi riferiti dal signore. Anzi, gli faccio i complimenti perché a 85 anni, appunto, come dicevamo prima, fare tutti quei scalini, insomma, non è esatto. Io mi sarei fermata molte più volte di una, onestamente. Ma poi è interessante comunque che il medico di base, che lo conosce bene, abbia pensato magari che sia quello, perché evidentemente lo stato di salute era particolarmente buono in questo anziano, e ad arrivarci tutti, addirittura ha messo la moglie davanti alla TV a fare ginnastica. Veramente molto simpatico il signore che ha chiamato. Allora, noi siamo in chiusura di questa nostra trasmissione, molto interessante anche e esemplare anche di quello che dicevamo prima.
telefonato in tanti, è evidente che il problema è sentito ed è diffuso insomma anche nel nostro territorio. Ricordiamo questo corso di sabato 7 ottobre a Verona, ma se andate sul sito www.asmiastenia.it c'è la possibilità evidentemente di prenotarsi anche online, di avere il link per seguire questo corso. Chi vuole approfondire può in questa maniera farlo, perché appunto si diceva anche con parole, esempi più semplici possibili, si cerca di avvicinare le persone alla conoscenza, al paziente di quella che è la malattia e anche di quello che è il percorso che evidentemente si deve poi seguire. Io ringrazio la dottoressa Silvia Vittoria Guidoni, neurologa dell'ULSS 2 a lei di Treviso, e il dottor Marco Domenico Bonifati, che è direttore invece della neurologia del Ca' Foncello e che appunto abbiamo detto insomma è punto di riferimento, lo sentivamo prima anche da una paziente, per chi deve fare degli approfondimenti. Grazie a lei, a voi, ad Alessandro Granziera e Simone Merlo in regia. Io vi ricordo il film dalle 14:30 con La foresta dei pugnali volanti. Per noi non rimane che chiudere e darvi appuntamento ai telegiornali di questa sera. Arrivederci.